20 giorni senza giocare un match ufficiale pesano e non poco per la Reale Mutua Fenera Chieri 76 che tra le mura amiche del Pala Fenera non riesce ad arginare la Saugella Monza e si deve arrendere. Finisce 0-3 in favore delle ragazze di coach Massimo Dagioni che raggiungono la quinta vittoria consecutiva e si preparano al meglio in vista della CEV Cup. Nonostante l'assenza pesante di Scorupa, le Brianzole giocano un'ottima gara con Isabella Di Giulio in regia, in grande spolvero. Un successo voluto, cercato e trovato che consegna altri 3 punti d'oro a Ortolani e compagne. La capitana delle Lombarde è autrice di un match di altissimo livello e a fine gara viene premiata come MVP grazie ai suoi 18 punti messi a referto. Prestazione corale di altissimo livello da parte di Monza che vola a quota 18 punti in graduatoria. Chieri invece cade ancora una volta davanti ai propri tifosi. Si tratta della quarta sconfitta consecutiva e all'orizzonte non sembra esserci il sereno. Enright e compagni infatti sono attese da 2 gare quasi impossibili. Mercoledì andranno in scena a Novara nel recupero della 9ª giornata e domenica ancora una volta in trasferta contro le neocampionesse del mondo di Conegliano. 2 sfide difficili che rischiano di far diventare determinante la sfida del 22 dicembre che le collinari giocheranno al Pala Fenera contro Bergamo. Venendo al match, Monza chiude il primo set sul 21-25. Determinante l'ingresso in campo di Squarcini in battuta al posto di Danesi. Con la classe 2000 al servizio, nel momento clou del set sono arrivati 4 punti consecutivi che hanno permesso alle Brianzole di portarsi avanti nel computo totale del match. Buono il primo gioco anche da parte del Chieri, abile a reagire e a portarsi avanti nel punteggio 21-20 dopo aver inseguito le avversarie da inizio gara. Sotto 4-8 al primo parziale sono riuscite ad accorciare lo svantaggio e a rientrare nella gara. Positive le prestazioni tra le collinari di Enright, Perinelli e Grobelna, autrici rispettivamente di 6, 5 e 4 punti. Secondo set che viene portato a casa ai vantaggi ancora una volta da Ortolani e compagne che si complicano la vita, ma alla fine con un importante 24-26 salgono 0-2. Dopo un avvio shock da parte delle padrone di casa sotto addirittura 0-6 con Di Giulio in battuta, ritornano in carreggiata per propri meriti ma anche per errori gratuiti da parte della Saugella. Sul finale le piemontesi si portano addirittura avanti 23-21, ma le lombarde dimostrano tutta la loro esperienza e chiudono con un monster block di una stratosferica Anna Danesi. Partenza con il botto anche nel terzo set per le Brianzole, che al primo parziale sono avanti 2-8 con una straripante Eierman che in questo terzo gioco mette a segno ben 5 punti. Questa volta però la reazione delle collinari arriva ma troppo tardi e Monza chiude set e match con un altro muro di una grande Danesi 23, 25 e 0-3. La prossima settimana la Saugella affronterà in casa Busto Arsizio in un match di alta classifica.